Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. È un piacere con noi questa mattina avere il direttore della Protezione Civile della Regione Veneto, Roberto Tonellato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dopo un intenso periodo di attività ancora non concluso, perché sono state veramente giornate di fuoco oltre che di acqua, quelle che ha vissuto la Regione Veneto, non solo, neanche il tempo di concludere le attività in Veneto che la Protezione Civile è stata chiamata a dare manforte alle Marche. Siete già partiti per le Marche? Siamo già partiti per le Marche, sì, con 5 squadre ci hanno chiesto di volontari attrezzati in maniera, diciamo, particolare, motopompe e sistemi ad alta pressione per pulitura, insomma, quindi daremo una mano alle Marche, appunto. Ho sentito il mio collega Oreficini per concordare gli interventi da fare. Intanto questa settimana siamo impegnati lì, insomma. Situazione molto grave. Beh, nelle Marche certamente il fatto è che gli eventi atmosferici si sono accompagnati a problemi sulle persone, a decessi, quindi la cosa, esatto, quindi la cosa riveste particolare, diciamo, significato in questo senso. Anche in Veneto la situazione è stata molto pesante per alcune zone, soprattutto nell'area sud di Padova, la zona di Rovigo, le campagne in particolare, con una serie di abitazioni isolate e dei quartieri che per giornate intere sono rimasti sott'acqua. Una situazione abbastanza pesante anche questa volta? Sì, questa volta, diciamo, si è delineato da subito, dai primi momenti, quindi dal 27 di aprile, la perturbazione nel suo complesso è durata fino al 3 maggio, con alcune alternanze, insomma, però certamente il 28 in particolare per la zona della Bassa Padovana ha fatto registrare dei numeri importanti. Gli pluviometri che sono posizionati in particolare nella zona di Sant'Elena hanno registrato in poche ore oltre 200 mm di acqua, quindi quantità importanti che nell'arco poi sempre nello stesso pluviometro di 2 giorni hanno superato i 300 mm d'acqua, per cui effettivamente la massa d'acqua che si è diciamo, riversata su quei territori è del tutto significativa e ha generato, come sappiamo, i problemi che abbiamo visto, insomma. Tra l'altro appunto stiamo vedendo proprio le immagini di un momento in cui c'è stata la grandinata un po' che ha coinvolto l'area a sud, intense perturbazioni ripetute nel corso di queste giornate. Sì, infatti anche i nostri, diciamo, avvisi di criticità iniziavano già dal 27 appunto a delineare una situazione che era descritta come fenomeni temporaleschi intensi, particolarmente intensi, e quindi si sono così verificati. È chiaro, sì, prego. Grazie. È chiaro che da questo punto di vista, a livello previsionale, diciamo, i fenomeni temporaleschi possono essere solo che descritti in questi termini, perché è difficile individuare luogo, momenti anche in cui questi anche perché si tratta di celle autorigeneranti, per cui si formano proprio a causa dei caricamenti di queste celle, quindi le quantità che possono derivarne da questo caricamento di celle temporalesche non si riesce ad individuarle preventivamente. Infatti quello che volevo chiederle è proprio questo: cosa si può fare ulteriormente? Sappiamo che c'è un problema di manutenzione dei territori, c'è un problema di gestione della rete idraulica del Veneto, e queste sono competenze che non spettano direttamente alla Protezione Civile, ma che sono di programmazione politica. Ma dall'esperienza purtroppo molto dura che ha fatto nel corso di questi anni, in cui le situazioni di emergenza si sono ripetute, che cos'altro si può mettere in campo per rendere questo sistema ormai non più un'emergenza, ma diciamo così un sistema funzionale, un sistema operativo valido per qualsiasi allerta? Bisogna parlare di azioni che si combinano l'una con l'altra, perché ormai è evidente che non basta solo un'azione per affrontare i problemi, e anche in questo caso sono state più le azioni messe in atto. Ovviamente la parte fondamentale la realizzano le opere, nel senso che devono essere fatte queste opere. Queste opere peraltro sono state anche avviate, è decollato sono decollati questi interventi che dovranno mitigare il rischio idraulico.
Nel frattempo, perché ci vorranno ovviamente dei tempi per realizzare queste opere che sono state avviate, che faranno molto sicuramente per la nostra situazione, c'è da tener botta a quelle che sono effettivamente le condizioni emergenziali che si generano. Che tra l'altro sono condizioni che peggiorano di volta in volta, perché i dati parlano in realtà di masse d'acqua che sono in costante aumento anche rispetto alla grande alluvione che tutti quanti ricordiamo del 2010. Certo, infatti quando andiamo poi a vedere quantità d'acqua piovuta rispetto ai tempi, iniziamo a vedere appunto dei picchi connessi proprio nel rapporto quantità-tempo, per cui aumentano queste. È chiaro che in questo caso i sistemi vari di smaltimento, le idrovore stesse della bonifica, tutta una serie che peraltro in questo caso della Bassa Padovana potevano effettivamente anche intervenire in maniera significativa, avevano comunque come corpi ricettori quel sistema che è il Fratta Gorzone, che peraltro non può essere caricato oltre un certo limite, quindi è logico che le strutture regionali che nel loro complesso si occupano di questi problemi devono sottostare a più vincoli, e quindi io sono convinto che tutti hanno fatto quello che potevano fare realisticamente in modo migliore. Infatti quello di cui si lamentavano anche questi cittadini, poi alla fine hanno capito che il problema esisteva, era che non si poteva effettivamente fare niente per lunghissimo tempo, proprio perché questo corso d'acqua che si chiama Fratta Gorzone, che interagisce con l'Adige, sostanzialmente non è possibile utilizzarlo oltre... Diciamo sovraccaricarlo oltre determinati limiti, perché nel momento in cui arriviamo a quello che noi chiamiamo tecnicamente appunto la terza soglia, il terzo livello di guardia idraulico, è chiaro che in quel momento iniziamo a mettere a dura prova anche il sistema idraulico di tenuta del corso d'acqua stesso, dei corsi d'acqua, quindi deve essere ponderato questo sistema di scaricamento di queste acque che occupano queste aree rispetto ai corpi ricettori, e quindi un equilibrio difficile, quindi anche lì bisognerà individuare ovviamente l'intervento o gli interventi conclusivi per affrontare questo tema. Diceva prima, io l'ho interrotta, l'ho fatta un po' deviare dal percorso, una serie di azioni da mettere in atto tutte assieme, oltre a quelle che abbiamo detto. Quindi... Allora, ovviamente ci sono azioni connesse a quello che può fare, diciamo, prima di tutto il cittadino, nel senso che quando si parla di problematiche di questo tipo c'è un problema proprio di tutela anche della singola cellula, diciamo, a livello proprio di nucleo familiare, diciamo, nel senso che certi beni possono essere messi in sicurezza in maniera preventiva. C'è chi abita a ridosso di argini, situazioni depresse, chissà che c'è un'allerta meteo, per prima cosa salvaguardi le cose. Esatto. Sostanzialmente. Nel momento in cui poi ci sono, e questo lo stiamo misurando, eventi tipo i fenomeni temporaleschi che hanno poi ricadute, come in questo caso, veramente eccezionali rispetto a quello che è anche l'iter normale del temporale estivo, diciamo così, o pre-estivo, insomma primaverile, che poi si allunga nel tempo e arriva anche purtroppo durante il periodo estivo appunto per fenomeni atmosferici ben precisi. Il problema è mettere in sicurezza i beni, e questo è il primo tema. Quindi nel momento in cui vengono segnalati con avvisi meteo sia la possibilità di temporali intensi, prevenire in questi termini. Questa è la prima azione che possiamo fare. Poi migliorare sicuramente l'assetto di quello che la protezione civile fa attraverso le autorità locali di protezione civile, che già fanno molto, ma anche questi, tutti i sistemi ovviamente sono migliorabili e perfettibili, attraverso quello che è l'apporto appunto, e anche in questo caso si è manifestato con oltre 2000 volontari che a qualche titolo sono stati movimentati e che hanno fatto anche la differenza rispetto alle tematiche, per cui oltre ovviamente a agli interventi, diciamo, di ordine tecnico particolarmente urgente che hanno fatto i Vigili del Fuoco, che vanno sempre comunque ringraziati per l'attività primaria che fanno. E comunque i volontari, questa volta effettivamente parlo dei volontari della provincia di Padova in primis, ma anche di quelle squadre di altre province che hanno aiutato diciamo, i loro colleghi, amici, spesso insomma, sul territorio di Padova, hanno contribuito in modo importante al risultato finale. Ecco, quello che forse, per esempio, qualche anno fa ci sono state delle scosse di terremoto e tutti quanti ci siamo preoccupati di fare una specie di formazione alla popolazione anche per sapere come comportarsi in caso di terremoto, che è un'evenienza che per fortuna, adesso incrocio qui le dita, accade anche in maniera più rada rispetto a quello che sta succedendo delle alluvioni. Qui vediamo per esempio
sacchi di sabbia a profusione, perché è l'unico sistema per arginare l'acqua ovviamente, e le pompe, le pompe di aspirazione, motopompe, che anche i privati possono mettere in campo, soprattutto se hanno degli scantinati o dei garage. Certo. Quindi anche esattamente come diceva lei, come si deve garantire il singolo cittadino? Cosa deve utilizzare come metodo di prevenzione? Ma il fatto di potersi proteggere, perché ormai è questo il discorso delle saccate o dei sistemi di trattenuta in questo senso, sono importanti perché ne hanno distribuiti come provincia di Padova, ma oltre a quelli che molto probabilmente avevano già le amministrazioni colpite, che sono ormai diventate anche un numero, diciamo, considerevole, a parte che alcune sono state colpite in modo maggiore, è proprio arginare con sacchi di sabbia. Ne sono stati distribuiti, i dati ci dicono, oltre 40.000 sacchi. Sono stati infatti noi stessi come Regione abbiamo un magazzino sul quale depositiamo i sacchi in tempo di pace, diciamo così, questo è il gergo che usiamo, che poi vengono distribuiti durante il tempo di guerra, che è quando c'è un'emergenza. Ma poi ve li restituiscono o li tengono in garage per le evenienze successive? Diciamo che poi ce li dobbiamo rifornire perché esperita un'emergenza, i sacchi possono anche essere riutilizzati, però tutto deve essere fatto vedendo lo stato di conservazione, dipende anche da che cosa hanno fermato questi sacchi, perché dallo sfruttamento diciamo, di questi... Poi a Vicenza tra l'altro il sistema nuovo che hanno messo in campo sul Bacchiglione, che prevede invece questa volta delle lamiere di ferro come una specie di argine aggiuntivo, che è un po' quello che succede a Venezia con l'acqua alta, dove ognuno mette una lastra di acciaio per fermare l'acqua. Ho visto che dovrebbe essere... Insomma, diciamo che a Vicenza, d'altra parte il Comune di Vicenza bene ha fatto a reagire in modo massiccio, è stato fatto secondo me un lavoro veramente meritevole in questo caso. Ormai perché la Protezione Civile di Vicenza è bravissima, abbiamo visto anche col Bomba Day, anche voi siete stati coinvolti in prima persona. Sì, sono sicuramente allenati, hanno fatto un gran lavoro che è proprio un lavoro di prevenzione alla fine, e dopo ovviamente l'alluvione del 2010 che ha segnato Vicenza in modo particolare, perché non dimentichiamo che Vicenza, anche città storica, città d'arte quale è, aveva veramente necessità di essere protetta da queste aggressioni, diciamo. E il sistema che è stato installato di avvisatori acustici per il centro storico è un sistema che sicuramente sta fornendo tutti, in quel caso avvisando per tempo, diciamo, quelle 6 ore precedenti a un possibile evento di esondazione, come punto di riferimento Ponte degli Agili, i famosi circa, diciamo, senza entrare nel dettaglio al centimetro, 6 metri, insomma, che sono la soglia che può generare effettivamente un problema concreto, diciamo, e anche pesante. Ecco che in quel caso hanno aiutato, perché avvisando la popolazione si possono mettere in sicurezza alcune parti in quelle 6 ore precedenti a un possibile evento, e lì effettivamente i danni che poi andiamo a calcolare col censimento danni possono essere ridotti in modo effettivo. Quindi, anche perché tra l'altro ad ogni alluvione i denari a disposizione per il ripristino dei danni sono sempre meno, quindi è meglio autotutelarsi a questo punto. Sì, dobbiamo ovviamente lavorare in questo senso di autotutela, e il grande tema che stiamo affrontando a tutti i livelli. Poi colgo l'occasione anche per ricordare che Vicenza ha introdotto un sistema di modellistica anche, che può essere alimentata anche dai cittadini stessi attraverso dei messaggi che vanno ad indicare, diciamo, delle condizioni che possono servire a incrementare la precisione con cui determinati modelli danno delle risposte. Quindi se tutti concorrono a questo si crea effettivamente un minor impatto, e la resilienza aumentata crea danni minori, quindi sono tutte le strade che dobbiamo percorrere, ovviamente, è un combinato di tante strade. E non sottovalutare, perché spesso si sentono comuni cittadini, ma io ho sentito anche dei sindaci, che di fronte ad un'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile dicono ma adesso ci allertano per ogni cosa, e questo è un problema. Sì, è un problema principalmente per il centro funzionale decentrato, diciamo, che di fatto è diretto dalla Protezione Civile regionale, però bisogna anche capire una cosa: i sistemi di previsione sono ormai molto affidabili, sono perfettibili, non sono
diciamo perfetti, nel senso che delle volte ci sono ovviamente delle sbavature che peraltro derivano proprio dai fenomeni imprevedibili e che si manifestano in poche ore. Ciò che invece può essere previsto con tempi ragionevoli ormai coglie nel segno, e questi sistemi devono servire ai cittadini tanto per avere la possibilità di valutare in concreto, caso per caso, come intervenire. Quindi se demandiamo agli altri come dire, le nostre problematiche, parlo anche della protezione civile, certamente non le risolviamo. Dobbiamo tutti farcene carico, ovviamente dobbiamo far sì che le opere vengano realizzate, diciamo, servirci di questi strumenti, però nel frattempo, e anche quando le opere saranno realizzate, certamente la natura saprà come metterci in difficoltà un'altra volta, quindi dobbiamo ragionare in termini ovviamente di prevenzione, di resilienza, di intelligenza anche, perché molto spesso, diciamo, nonostante le attività di formazione, le attività fatte anche nei confronti delle amministrazioni abbiano dato dei buoni risultati, ripeto, il margine di miglioramento in questi settori è ancora enorme, nel senso che creare quello che si chiama il sistema regionale, nazionale di protezione civile deve ancora fare alcuni passi importanti, soprattutto nei confronti del cittadino in senso lato. Sì, sì, appunto perché tra l'altro il punto è che ultimamente sono state colpite aree che magari non venivano colpite da decenni, per cui la sensibilità del cittadino, adesso in quelle zone sicuramente ci sarà una sensibilità esponenziale, perché dopo aver avuto un danno del genere la sensibilità è istantanea, è perdita di oggetti personali, cose di affetto, insomma, è subito chiaro che le persone si metteranno in allerta, però la prossima volta potrebbe colpire un'altra area dove da decenni magari non succedeva niente, lì è più difficile sensibilizzare le persone. Sì, è più difficile, però è il lavoro che dobbiamo fare, nel senso che diciamo, il cittadino subisce sicuramente una serie di azioni magari che nel tempo sono state fatte, ma sempre da altri cittadini alla fin fine, no? Quindi è una ruota che va in qualche forma, come dire, ben marcata, e ripeto, se riusciamo ad individuare i punti su cui intervenire, quantomeno tuteliamo, ognuno tutela quello che di suo deve o può tutelare, tutto qua. Senta, so che stasera già c'è una nuova perturbazione in arrivo, diceva dalle sue osservazioni, dalle sue notizie. Sì, inizierà in questo periodo, insomma, nella giornata appunto di mercoledì, una reale possibilità che si formi, mercoledì, giovedì, si formi una piccola perturbazione. Giovedì sera molto probabilmente sarà marcata in questo senso e potremo assistere nuovamente a dei fenomeni, diciamo, intensi? Anche intensi localmente. Il concetto però di intenso va visto nei radar qualche ora prima, per quanto si può parlare di intensità, perché poi ripeto, quando ci sono celle che si autorigenerano, quello che riescono a scaricare in tempi, diciamo, molto brevi, questo è molto difficile da definire. Abbiamo visto in questo caso... Queste che chiamiamo bombe d'acqua sostanzialmente. Questo sono appunto dei sistemi che si autorigenerano, che in poco tempo arriviamo in poche ore, arrivare in poche ore a 200 mm d'acqua vuol dire essere in presenza di un fenomeno intenso e difficile da quantificare, diciamo, con una certa precisione, perché tra i 50 mm in alcune ore e i 200 mm in alcune ore, lì ci si gioca anche la capacità e dei corpi ricettori e dei sistemi fognari e del sistema della viabilità di essere più o meno transitabile, sicuro e facilmente, diciamo, svuotabile da un punto di vista proprio idraulico. Ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora insieme con il direttore della Protezione Civile della Regione Veneto per parlare delle diverse situazioni vissute in questi giorni e anche di quelle dei prossimi. A tra poco.
Eccoci qui ancora insieme con il direttore della Protezione Civile della Regione Veneto per fare un po' il punto della situazione maltempo, anche cercando di guardarla da un altro punto di vista. Ormai è diventata una consuetudine quella di calcolare i danni alle abitazioni, i danni all'agricoltura post emergenza. Quello che si dovrebbe cercare di fare ormai invece è convivere con una emergenza che purtroppo costantemente ci ritroviamo in mezzo ai piedi, nonostante appunto qualcosa si sia fatto, altre opere siano in programma, però i tempi sono veramente molto lunghi. Cosa fare in questa fase in cui dobbiamo tutelare anche un po' noi stessi? È quello che stiamo domandando al direttore, che tra l'altro penso che quest'opera dei volontari pian piano sul territorio sia molto importante per aiutare le persone che hanno già vissuto un'emergenza pesante, che magari vedono il volontario come il salvatore che arriva a mettere appunto in salvo le persone, a portare da mangiare, a dare una mano a svuotare i garage, anche come una persona di riferimento per tutelarsi poi per le cose successive. Ma la figura del volontario oggi si sta anche evolvendo, perché diciamo ormai a livello provinciale, Padova poi su questo certamente sta effettuando un grandissimo lavoro, nel senso che l'organizzazione che la provincia ha di Padova è un'organizzazione che è basata su gruppi comunali, quindi un'organizzazione, come dire, molto simile in tutto il territorio provinciale. Poi c'è una organizzazione provinciale e la provincia di Padova ha visto giusto nel momento in cui ha coinvolto il volontariato anche col gruppo provinciale. C'è un gruppo provinciale di Padova e questa è una risorsa importante. Dico risorsa importante perché oltre all'emergenza fisica, diciamo, subito dopo il momento critico, ma anche durante i momenti critici di emergenza, quindi di acqua, di sisma o quello che è, parte un'attività amministrativa e di raccolta dati, di elaborazione di dati che è particolarmente estenuante. E vediamo che lì il fatto di avere, noi come pubblica amministrazione non possiamo permetterci, come posso dire, tutte queste persone che lavorano anche per la parte amministrativa, perché passiamo da, come dire, da un rapporto 1 a 10, questo sarebbe il momento di avere 10 entità. Peraltro anche i nostri colleghi che hanno già un'attività ordinaria, che li chiamiamo delle volte a darci un contributo, hanno le loro attività ordinarie da svolgere. Ecco che allora il sistema di volontariato è utile anche perché conosce il campo nelle sale operative piuttosto che proprio per il censimento dei danni. Se nell'alluvione che abbiamo avuto, più che alluvione, eventi vari, perché abbiamo avuto anche la neve a Belluno, diciamo in provincia di Belluno è stato anche quello con metri e metri di neve, parliamo di 2-3 che poi metri. Quella è un'emergenza che è durata per dei mesi consecutivi, e adesso c'è il tema del disgelo, quindi ci sono una serie di attività. Ecco, se non avessimo avuto proprio l'aiuto del sistema di volontariato all'interno anche della sala operativa regionale, non avremmo svolto in quei tempi, diciamo, con quella anche qualità della prestazione, la raccolta dei dati. Quindi questo è un fatto, diciamo, importante, perché in emergenza le attività a cui i volontari si prestano possono essere tutte. Quindi ormai il mondo del volontariato non è solamente, e non deve essere neanche, secondo il mio punto di vista, solo braccia, ma è un aiuto che il volontario può dare qualificato all'ente pubblico proprio per una serie di attività complementari. Certo. E questo si ricorda Padova che durante fatto. la prima emergenza c'è stata anche una diatriba, una polemica, la protezione civile, i sindaci, chi doveva intervenire, chi non doveva intervenire. Adesso c'è un protocollo operativo molto chiaro da questo punto di vista, però se lei dovesse lanciare un altro messaggio ai sindaci, perché c'è sempre qualcosa da migliorare secondo me e sempre qualcosa da perfezionare, che cosa direbbe adesso? Beh, io innanzitutto partirei nei confronti dei sindaci con un ringraziamento. Beh, assolutamente. No, lo dico perché va ricordato anche che perché devono essere disponibili i sindaci oggi, 24 ore quando il sindaco oggi, io vedo nei sindaci un po', diciamo, ho scelto di fare questa attività come i sindaci hanno scelto, presentandosi, di fare i sindaci, però il sindaco è autorità di protezione civile e io sempre più spesso, ma ormai è questa la realtà, vedo nei sindaci delle persone che iniziano effettivamente, cioè questa cultura negli anni che si è formata
e partono col piede giusto nell'affrontare il problema delle emergenze. Ci sono ancora ovviamente delle fasi di miglioramento da attuare, però sto osservando, l'ho osservato nelle ultime riunioni che abbiamo fatto, c'è veramente una grande disponibilità, quindi un ringraziamento per l'attività che fanno. Detto questo, oggettivamente bisogna, come dire, dare loro tutto il supporto, perché questa è la nostra attività, e riuscire a mettere a loro disposizione anche le figure che dicevo prima per aiutarli, qualora non avessero persone particolarmente formate in questo ambito, in momenti emergenziali ad avere un supporto immediato, anche per gli aspetti di ordine meramente amministrativo, per esempio, o per altri aspetti, perché le ultime richieste che i sindaci ci hanno fatto sono proprio quelle di, come dire, di non essere burocrati nella richiesta. Il termine è molto corretto, nel senso che se la burocrazia viene vista come un fatto negativo, allora potremmo anche essere d'accordo, ma se il termine burocrazia è anche collegato alla corretta, diciamo, compilazione di richieste, dal dato che sia codificato, dal dato che sia corretto, è anche giusto, al fine di non creare proprio difficoltà poi amministrative, che il dato lavorato sia un dato reale, sia un dato documentato, sia un dato... Questo per il rispetto delle regole che ci sono e dei cittadini stessi, perché poi alla fin fine questo dobbiamo fare. Quindi non è, come dire, evitando una corretta burocrazia che noi evitiamo, come dire, non dobbiamo pensare che è una perdita di tempo se è ben fatta e ben gestita. È quello che ci consente di essere ligi alle regole e questo dobbiamo fare. È chiaro che fino a che per fortuna non ci occuperemo del fatto di prevenire il danno. Cioè di ovviamente, ma ripeto, anche in quelle condizioni ricordiamoci che il nostro sistema terra è un sistema adeguatamente labile, quindi noi faremo delle opere sicuramente, mitigheremo, miglioreremo, però avremo a che fare, questo non noi molto probabilmente, ma chi verrà dopo di noi con problemi legati alla temperatura climatica generale, tutta una serie di difficoltà che i nostri, diciamo, pronipoti dovranno affrontare. Questo abbiamo l'obbligo noi oggi di preparare questa cultura, perché il tema è anche spesso culturale. Senta, avete bisogno ancora di volontari? C'è abbastanza gente? Ma diciamo, la gente c'è. Io, se vogliamo, posso fare anche un parallelo con altre realtà anche a livello europeo. Noi abbiamo un numero considerevole di volontari. È chiaro che poi, diciamo, il volontario appunto dà la disponibilità che può dare. Ci sono ovviamente delle persone fra i volontari che sono sempre disponibili, quindi lì si tratta un po' di valutare, diciamo che non c'è oggi una necessità in assoluto di incremento del numero dei volontari. Quelli che abbiamo potrebbero essere sufficienti. Abbiamo però necessità di quei numeri, più che di quelle persone nominalmente, che abbiano sempre una maggior formazione per poter essere più operativi, la razionalizzazione delle attrezzature, quindi avere le attrezzature usate nel modo giusto e tutto sommato questo lavoro che stiamo facendo di formazione, di preparazione, di organizzazione peraltro del sistema, chiamiamolo regionale di protezione civile, ci consentirà, io penso, di migliorare proprio complessivamente una prestazione, una performance che già è buona. Però, ripeto, io sono convinto che bisogna sempre comunque tendere al miglioramento, perché poi scopriamo che i margini di miglioramento ci sono sempre e dobbiamo perseguirli tutti. Ci mancherebbe altro, altrimenti non saremmo umani. Grazie direttore di essere stato con noi questa mattina, buon lavoro perché so che ancora ci sono tante cose da fare, poi purtroppo abbiamo detto le emergenze si susseguono, buon lavoro anche nelle Marche e la massima solidarietà ovviamente con queste popolazioni che tanto stanno soffrendo in queste giornate. E noi ci vediamo tra pochissimo e parleremo di poesia perché in Veneto inaspettatamente c'è una vena poetica in crescita, molto in crescita, vedremo come. Grazie.